Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria protagonista a Milano al convegno L'Italia del PNRR, in particolare sugli interventi legati alla sanità. La Regione è un esempio virtuoso a livello nazionale, avendo rispettato tempi e obiettivi con 32 case della comunità su un target di 30, 12 ospedali della comunità su un target di 10, 68 grandi apparecchiature diagnostiche su un target di 61, per un investimento di 345 milioni di euro tra PNRR, fondi statali e regionali. Inaugurata la ciclovia tirrenica di Levante, realizzata con un investimento regionale di quasi 13 milioni di euro. Il percorso lungo circa 13 km che si estende tra Luni e Sarzana sarà aperto ai cittadini e turisti. Weekend da tutto esaurito per il ponte del 2 giugno in Liguria. I dati sull'occupazione delle camere nelle strutture ricettive parlano di percentuali intorno al 90%. Il territorio è pronto ad offrire a turisti italiani e stranieri il meglio del mare, dei borghi, dell'enogastronomia, dell'arte e della cultura liguri. Anticipata di un mese rispetto allo scorso anno l'ordinanza regionale contro il caldo per la tutela dei lavoratori all'aperto. Il provvedimento in vigore fino al 31 agosto riguarda in particolare edilizia e agricoltura. Nei giorni con rischio caldo elevato sarà vietato lavorare all'aperto tra le 12:30 e le 16. Presentata oggi l'edizione 2026 della Rigantoca, la storica manifestazione escursionistica organizzata dal CAI San Pier d'Arena. Appuntamento il prossimo 14 giugno per un'iniziativa che accompagnerà centinaia di partecipanti lungo un percorso tra Genova e l'entroterra ligure, attraversando sentieri, borghi e paesaggi dell'Appennino. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.